Proprio qui di fronte a noi abbiamo il palazzo che ospita la collezione Guggenheim e viene chiamato Ca' mai finita. Ca' mai finita, mai terminata. Bene, di fronte abbiamo un altro palazzo ben finito che si chiama Ca' Corner della Ca' Granda. che ha avuto un ruolo attivo per non far finire. Esatto, questo palazzo. chiaramente secondo la diceria veneziana, che però spesso ha un seme di verità. Cosa qual è si la racconta? storia? Allora, siamo in pieno Settecento, i Venier devono costruire il loro palazzo ed è un palazzo enorme, sontuosissimo. E quando i loro dirimpettai, i Corner, il cui ramo familiare è detto della Ca' Granda, perché abitano il palazzo più grande che si affaccia sul Canal Grande, scoprono che esattamente di fronte a loro deve sorgere un palazzo che se non è più grande è quantomeno uguale. Tanto brigano che riescono a interrompere i lavori ed ecco che il palazzo non viene mai terminato e da allora in poi è definito Ca' mai finia dai veneziani. Prima che Peggy Guggenheim lo acquistasse nel 1949, chi ha abitato qua? È un personaggio interessantissimo. Attenzione, Siamo in piena Belle Époque e la marchesa Luisa Casati Stampa, decide di abitare Ca' Venier. Lei è musa e modella per un sacco di artisti. Cosa faceva, per esempio? Non esitava a andarsene in giro nuda, completamente. ma a volte con una stola di pelliccia, per far vedere a tutti le sue bellezze in piazza San Marco, tenendo a guinzaglio un paio di ghepardi e facendosi accompagnare da due servitori neri che reggevano delle torce per far ammirare a tutti le sue bellezze.